Ben ritrovati con A Voi la Linea, il contenitore, i servizi, gli approfondimenti da tutto il Friuli, Venezia Giulia. Come dicevamo nel corso del telegiornale, cordoglio delle istituzioni del mondo dell'economia per la scomparsa del manager Giuseppe Bono, morto a 78 anni, per 20 anni ha guidato la Fincantieri. Il 10 ottobre scorso, durante la cerimonia al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per la premiazione dell'economia e dello sviluppo della Camera Commercio di Pordenone Udine, gli era stata conferita la targa dell'eccellenza. Bono non ha potuto intervenire alla cerimonia, ma ha inviato un messaggio nel quale parla anche dell'eredità lasciata dopo 20 anni alla guida di Fincantieri. Allora sentiamo direttamente le sue parole. Buongiorno a tutti. Un ringraziamento al Presidente Dal Pozzo che ha voluto riconoscere il lavoro da me svolto in tanti anni in Friuli. Sono 20 anni, ho passato 20 anni in Fincantieri, ho preso una società che, come sapete, non navigava in buone acque e l'abbiamo portata con l'aiuto di tutti, ma io voglio anche dire che il cuore e la mente dei Fincantieri è stata sempre nella regione. Trieste, Monfalcone erano le nostre basi importanti e ne abbiamo fatto una società che come tutti sanno è una società che ha saputo conquistarsi un posto importante in Italia ma anche in tutto il mondo. Ecco, non voglio con questo sperticarmi in lodi personali perché voglio dire è sotto gli occhi di tutto quello che abbiamo fatto e come tutti voi che siete uomini anche di impresa sapete che non si fa tutto da soli, ma si fa con la collaborazione di tutti, con la collaborazione di tutti quelli che hanno voglia e passione per lavorare, perché il lavoro che facciamo è un lavoro duro, importante, ma è un lavoro che richiede appunto passione. Io ce l'ho messa tutta. Credo di aver lasciato un'eredità importante, lavoro per tanti anni e quindi sono soddisfatto di quello che ho fatto. Questo riconoscimento è un segnale ancora per tutto il lavoro svolto e spero che in futuro ci siano occasioni per rivederci. Grazie di nuovo da Pozzo e un saluto veramente fraterno a tutti quanti. Buona giornata. I familiari di 21 vittime friulane e giuliane dei crimini nazifascisti, tra queste 15 persone uccise durante l'eccidio di Paluzza, hanno dato il via alle cause per ottenere i risarcimenti con i fondi del PNRR. Ad occuparsene l'avvocato udinese Andrea Sandra. Allora lo sentiamo. Buongiorno, siamo qua nello studio dell'avvocato Andrea Sandra che ha avuto l'incarico da una ventina di famiglie della regione, sia friulane che giuliane, di avere un risarcimento per una cosa molto particolare. Avvocato, di cosa si tratta? Beh, una legge dell'aprile di questo anno ha istituito un fondo per il risarcimento delle vittime da crimini nazisti. Quando si è saputo di questa notizia sono stato incaricato, comunque avvicinato dall'assessore alla cultura del comune di Paluzza per la questione relativa all'eccidio storico che è accaduto in quella sede e mi ha messo a disposizione tutti i documenti necessari per appunto poter imbastire la causa e chiedere l'accertamento del fatto e il risarcimento del danno nei confronti delle vittime, ovviamente dei parenti delle vittime. E poi l'ANPI ha informato i propri iscritti di questa possibilità e anche in questo caso alcune persone si sono rivolte a me e siamo riusciti a impostare la causa. Purtroppo molti altri invece sono rimasti esclusi, un po' perché le informazioni erano generiche, un po' per la difficoltà di reperire i documenti e anche perché il tempo a disposizione per fare tutto non è una causa facile per tutta una serie di incombenze, anche di carattere burocratico come la traduzione asseverata in tedesco, la notifica all'ambasciata tedesca eccetera, e quindi purtroppo non siamo riusciti a fare tutto. Su 21 persone di cui lei si sta occupando, 15 persero la vita proprio a Paluzza nel luglio del 44. Che cosa successe quel giorno? Beh, quello è un evento particolarmente drammatico nella storia di questa regione, molto simile ad altri eccidi che certamente hanno numeri forse più significativi ma non meno gravi
gravi dal punto di vista appunto dell'orrore che è stato vissuto in quei giorni, però c'è stata l'uccisione di civili in maniera assolutamente scriteriata, nel senso senza che vi fosse il criterio rispetto a colpire, non so, bande di partigiani o persone che insomma in qualche modo potessero rientrare nella guerra civile che era in corso, ma si tratta di civili, donne, ragazzini che sono stati uccisi su alla Malga di Pramosio. E altri invece successivamente a un rastrellamento avvenuto a Paluzza che sono stati uccisi invece il giorno successivo insieme ad altri civili dei comuni vicini di Arta Terme, di Sutrio e di Cercivento. Tra le vittime c'era anche una donna incinta. E che era su alla Malga, sì, una donna incinta, un ragazzino di 12 anni che evidentemente era del tutto innocente rispetto a qualunque tipo di reato possibile, come del resto anche tutti gli altri che erano in Malga. Ma non ci sono solo queste vittime, ci sono anche delle persone che sono state deportate per motivi di lavoro o perché sospettate di essere partigiani. Beh, c'è il caso di un ragazzo molto giovane che solo per ragioni di lavoro è stato prelevato da casa e portato prima a Dachau e poi a Leonberg per svolgere dei lavori in favore ovviamente dell'esercito tedesco, ma gli altri sono invece militari che l'8 settembre sono stati catturati dai tedeschi e non hanno scelto di aderire alla Repubblica di Salò e quindi a collaborare con i tedeschi. Qualcuno di loro per fortuna è anche riuscito a tornare a casa. Tra questi c'è anche un aquileiese omonimo di un sindaco. Un parente diretto e in questo caso invece si trattava di un partigiano, un ragazzo di 20 anni che sì, partecipava alla resistenza e che è stato catturato, portato prima nella caserma organizzata come prigione a Cividale del Friuli e poi il giorno dopo fucilato. Nella caserma ha subito torture e la fucilazione è venuta il giorno dopo nel campo sportivo di Cividale. Lodovico Puntin, che è lo zio dello storico sindaco di Aquileia, Ludovico Nevio Puntin. Sì, che devo dire ha accolto con molto favore l'opportunità di questa causa anche per un omaggio alla memoria. Per avere questi soldi cosa si dovrà fare? Adesso abbiamo fatto la causa, quindi il Tribunale dovrà accertare che i fatti si siano realmente accaduti. Penso che questo sarà l'aspetto, come dire, più interessante dal punto di vista storico e poi ci sarà la determinazione del danno e quindi la quantificazione del risarcimento. Con questo è tutto dallo studio dell'avvocato Andrea Sandra, a voi la linea. Grazie al collega Hubert. L'Ordine dei Medici dichiara guerra all'inquinamento e lo fa con una ricerca che dimostra i danni dello smog sul corpo umano. Ci colleghiamo allora con Isabella Gregorato dalla sede di Udine, proprio dell'Ordine dei Medici. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo nella sede dell'Ordine dei Medici di Udine, dove oggi si tiene un primo confronto per quanto riguarda un progetto che è primo a livello assoluto su tutto il territorio nazionale. In sostanza i medici si schierano contro l'inquinamento. A ognuno il suo ruolo. Intanto ne parliamo con il Presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Gianluigi Tiberio. Avete preso questa decisione e sperate che questo esempio venga ripreso anche a livello nazionale? Assolutamente sì, i risultati ci danno questo indirizzo perché grazie al lavoro svolto dal dottor Cacciani e dal dottor Rocco ci ha dato l'informazione che si possono prevenire un sacco di malattie da questo punto di vista e quindi informare i colleghi e i colleghi che poi possano trasferire sul territorio queste informazioni ai nostri pazienti è quello che può produrre il massimo risultato. Ecco, l'incontro di oggi è dedicato quindi ai medici di famiglia, agli odontoiatri? A tutti i colleghi che devono essere informati su questi temi e che quindi c'è necessità di raggiungere un'informazione importante che possa poi essere trasferita tramite le visite ambulatoriali in prevenzione sui nostri pazienti. In sostanza il medico
deve informare il paziente. Stai attento a questo piuttosto che a quello. Assolutamente sì, l'informazione sui corretti stili di vita è anche una materia che può produrre grossi risultati in tema di salute, e l'informazione sui rischi ambientali altrettanto. Ecco, con noi anche il dottor Maurizio Rocco, poi magari in chiusura lasciamo la parola anche per capire quella che è la situazione all'allergologo, all'allergopneumologo, dottor Mario Canciani. Maurizio Rocco, visto che appunto lei è presidente del comitato scientifico, vogliamo analizzare quella che è la situazione. Secondo lei i medici sono pronti anche per assumersi questo nuovo ruolo? Beh, direi senz'altro di sì. Anzi, noi abbiamo fatto questa iniziativa proprio perché la richiesta è venuta dalla base e quindi abbiamo anche constatato, come abbiamo potuto vedere così da un questionario che è stato formulato, che ci sono alcuni punti che andrebbero molto più approfonditi anche a livello della formazione del medico. Cerchiamo a questo punto di sensibilizzare e di far sì che anche il medico, grazie anche alla sensibilità che c'è nelle richieste che ci sono state fatte, e quindi organizziamo un po' questi aggiornamenti che, come ha detto il Presidente, effettivamente sono di fondamentale importanza, perché i determinanti di malattia come anche i determinanti di salute possono essere alla base di tutto in rapporto all'inquinamento ambientale. Dottor Canciani, sempre sul fronte, quindi lei ha il polso della situazione per quanto riguarda l'inquinamento anche qui nella nostra regione. Che cosa si può dire? Beh, diciamo che, come dice l'ARPA che manda i suoi comunicati ogni tanto, la situazione non è disastrosa, però, e torno appunto, sono tornato 2 giorni fa da un congresso nazionale a Palermo, se noi adottassimo i criteri suggeriti dall'OMS la situazione sarebbe molto molto peggiore. Cioè quei criteri che noi abbiamo adesso sono di 30 anni fa, quando non si sapeva ancora i danni dell'inquinamento, quindi sono stati presi un poco a priori. Se adesso li adattiamo nel corso di queste ricerche a quelli che sono gli standard, la situazione non sarebbe buona neanche a Udine, come abbiamo già visto nel lavoro che abbiamo fatto per conto dell'Unione Europea. Ecco, quindi cosa possiamo dire? Abbiamo le Alpi che ci proteggono, no? Ecco, in questo caso è un male, perché più l'aria è ferma e più si concentrano gli inquinanti. Più si muove l'aria, Bora, Brezza, sul mare c'è meno inquinamento anche per questo, e peggio è. Quindi non è una situazione buona. Meglio dell'altra parte della pianura padana, però non siamo neanche in un'isola felice. Abbiamo potuto constatare questi dati sia nel lavoro europeo sia quello nazionale, in cui Udine, anche confrontando i bambini di altre città, non sono ben messi. Ecco, come fare per abbattere le polveri sottili e ultra sottili? Esatto, allora non produrle, è inutile dire, allora diminuire il traffico, puntare molto sulla mobilità sostenibile, bici, mezzi pubblici, a piedi. Si è visto che entro i 10 km in bici si sta meno che in auto, e in auto si respirano molti più inquinanti che all'aperto. Sembra un paradosso, ma così, perché si concentrano. E per quanto riguarda il traffico, per quanto riguarda l'industria, che da noi, a parte la zona del Pordenonese, è molto meno presente, diciamo, vanno messi dei filtri sulle ciminiere, eccetera. Però diciamo da noi il grosso problema è il traffico e, come dicono all'ARPA, il fumo generato dalla legna da ardere. Ci fermiamo adesso per un brevissimo break pubblicitario, ci vediamo tra qualche istante. Nuovamente in studio per la seconda parte di A voi la linea. Incursione fallita la notte scorsa in una villetta di via Trieste a Cammino di Butrio. I malviventi a mezzanotte hanno cercato di fare irruzione bucando il serramento di una finestra con un trapano, ma la proprietaria li ha sentiti e dunque li ha messi in fuga. Vi proponiamo il racconto della donna ancora molto spaventata e del sindaco di Butrio, Eliano Bassi, che rassicura: potenzieremo il sistema di videosorveglianza.
Avevano già bucato un infisso con un trapano a batteria, ma i ladri che avevano preso di mira un'abitazione di via Trieste a Camino di Butrio hanno fatto troppo rumore, attirando l'attenzione della proprietaria di casa che, rendendosi conto che qualcosa non andava, è riuscita a metterlo in fuga. Chiamati subito i carabinieri, ma i malviventi hanno riprovato a entrare 2 ore dopo. Signora, lei non vuole farsi riprendere perché insomma è passato poco tempo dall'accaduto. Ci racconta come ha scoperto questa intrusione dei ladri, scoperta però in tempo. Sì, per fortuna ero da poco andata a dormire e ho sentito il rumore del trapano che bucavano il legno della finestra e quindi mi sono svegliata di soprassalto. Alzandomi dal letto si è accesa una luce con il sensore che abbiamo tra le camere e sono scappati. Io li ho visti scappare proprio verso gli orti, verso i campi, perché mi sono affacciata sulla finestra del terrazzino accendendo la luce. Da quello che ho capito fanno il buco, poi attraverso questo foro che è abbastanza grosso come dimensioni entrano con un ferro particolare con cui aggrappano la maniglia e la girano e poi si intromettono nelle case. Ma ha paura? Ah, sì, anche perché sono tornati poi la stessa notte alle 2:30. Io nel frattempo ho chiamato i carabinieri, ho parlato con loro, ho sporto denuncia, loro hanno visto e mi avevano garantito che secondo loro non tornavano. E invece alle 2:30, quindi 2 ore e mezza dopo, sono tornati perché ho risentito il rumore sulla finestra e per fortuna, sempre grazie al sensore della luce, sono scappati, cosa che mi hanno detto comunque che scappano con un rumore o con la luce. In paese hanno paura anche perché c'è poca illuminazione di notte per rincari energetici, si spengono le luci. Lei pensa che anche questo possa aver influito? Sicuramente incide anche questo, nel nostro caso no, perché comunque la strada era illuminata e comunque dentro nella corte non c'è l'illuminazione. Nonostante ciò che i nostri vicini erano svegli, guardavano la televisione, avevano la luce accesa fuori, non hanno avuto paura di nulla di queste cose. Negli altri posti dove sono andati invece non c'è proprio l'illuminazione, quindi hanno lavorato in modo più tranquillo probabilmente rispetto a qui dove sono stati poi scoperti. Quindi da noi non sono entrati, dalle altre parti sono entrati invece. E adesso come vive le prossime notti lei? Siccome è il secondo furto, perché avevano già tentato una decina d'anni fa, quella volta l'avevo vissuta peggio. In questo caso, da quanto ho capito, sono gente di passaggio che si sta spostando, quindi nel subconscio penso che non ritornino, quindi anche i miei figli hanno vissuto bene. La cosa brutta è che appunto vogliono intromettersi quando siamo in casa, quindi anche con figli minori questo non è rasserenante, diciamo. Se entrano non va bene, quando non ci siamo è un conto, quando ci siamo in casa a dormire è diversa la situazione. Purtroppo in quest'area, anche nei comuni limitrofi, in questo periodo ci sono stati parecchi furti in abitazioni. È successo a Corno di Rosazzo, è successo a Manzano, a San Giovanni, a Premariacco, evidentemente sono arrivati anche qui a Butro. È chiaro che la cosa ci preoccupa, non ci lascia tranquilli. Io riparlerò al più presto sia con la Polizia Municipale che con i Carabinieri per vedere un momentino che tipo di provvedimenti possiamo prendere. Certamente già è in programma l'installazione di nuove telecamere proprio per controllare traffico notturno e passaggi, accessi al paese. Uno però si lamenta del fatto che manca l'illuminazione in certi orari notturni. I furti più numerosi sono avvenuti in zone vicino alle nostre senza che ci fossero stati provvedimenti riguardo all'illuminazione. Noi l'illuminazione l'abbiamo limitata nelle ore notturne da 00:30 alle 5:30. Abbiamo detto che questa è una sperimentazione di 3 mesi. Limitiamo la spesa che in questo momento è diventata ingestibile per un comune come il nostro, oppure siamo costretti ad aumentare la tassazione comunale, quindi penseremo, valuteremo anche questo.
Sono 99 i fabbricati Ater di Udine interessati da interventi di riqualificazione ambientale energetica grazie al superbonus del 110%. In Viale Afro Basaldella, uno degli esempi più significativi. Ce ne parla Isabella Gregoratto. Avvio importante di ristrutturazione di edifici Ater. Intanto oggi parliamo di 72 alloggi qui a Udine in Viale Afro Basaldella. Ne parliamo con il presidente dell'Ater Giorgio Michelutti. Perché è importante? Perché in questo caso riuscite a usufruire del bonus 110 sì. E quindi è una boccata d'ossigeno per apportare modifiche e migliorie agli edifici. Questa è una prima bandierina, siamo venuti a toccare con mano il primo edificio e, come dicevo, è un po' la punta dell'iceberg di tutta una serie di interventi che l'Ater già ha fatto nel tempo, da 15 anni a questa parte, valorizzando e spendendosi per il risparmio energetico e adesso ne ha in corso di esecuzioni tutta una serie di altri accelerati grazie sia al 110%, questo è stato fatto con le disposizioni fiscali del 110%, ma anche l'Ater usufruirà del PNRR, quindi ci saranno edifici ristrutturati per via del risparmio energetico in funzione di questa seconda driver di finanziamento. Questo è il primo, quindi si tocca con mano il primo intervento, quindi con la punta dell'iceberg, ed è una punticina, perché qui in realtà l'intervento, che è bello esteticamente e dà già un'idea di pulito, di ordine, poi c'è un comfort termico, i serramenti eccetera, dà un altro qualità della vita agli utenti e poi consente un risparmio sulle bollette, che è un tema, come tutti sanno, di pressante attualità. È un intervento che vale 2,9 milioni. Con noi anche il direttore di Ater Udine e anche Pordenone, Lorenzo Puzzi. Ecco, tanti gli interventi dal 2001 a oggi, perché questo, abbiamo detto, è la punta, no? È una delle punte. Però siete riusciti a intervenire anche a prescindere dal fatto di avere sostegni, con difficoltà, però pian piano gli interventi sono stati fatti. Sì, dal 2007 al 2022 abbiamo quasi 50 milioni di interventi già effettuati. Grazie alla lungimiranza dei consigli di amministrazione e del precedente direttore generale, che hanno investito in risorse uomo per progettare, per eseguire, come in questo caso in cui la progettazione è stata interna e la direzione dei lavori anche. E quindi abbiamo messo anche tutta la competenza acquisita negli anni in azienda per poter eseguire questo e molti altri lavori. Ecco, riuscire a fare in-house consente di risparmiare. Sì, sicuramente. Ovviamente con il superbonus abbiamo dovuto abbandonare, salvo per alcuni edifici, la realizzazione in-house, in quanto il parco, diciamo, di lavori era troppo grande per noi. Avremmo dovuto incrementare la struttura e c'è un limite che non si può superare. Diciamo che il programma di un decennio verrà svolto in 2 anni. Con il 110, complessivamente il programma in corso è quello fatto 2 volte nel decennio precedente. Bene, ringraziamo quindi il direttore presidente di Ater, e qui da Viale Afro Basaldella, Udine tutto, restituisco la linea allo studio. Anticipo di turno infrasettimanale per l'Udinese alla penultima gara di questo 2022. Contro ci sarà questa sera a partire dalle 18:30 lo Spezia dell'ex mister proprio friulano Gotti. A partire dalle 18 Telefriuli seguirà la gara con poltronissima, con anche collegamenti in diretta dalla cittadina ligure, dove insieme ai tifosi c'è per noi Monica Tosolini, con la quale ci colleghiamo. Grazie per la linea. Nuova trasferta dell'Udinese, si prevede un altro esodo, stavolta verso la Spezia, e Telefriuli la segue con il gruppo Udinese Club Autonomi. Sabrina, trasferta impegnativa. Sì, è durante la settimana, quindi tanta gente lavora, però non abbiamo voluto mancare, e grazie all'organizzazione di tutti i club siamo qua sperando in una bellissima trasferta. Non saremo in tanti, anzi mi sa che saremo pochissimi, però approfitteremo per tifare ancora di più per l'Udinese.
l'Udinese. Ce n'è bisogno perché dopo 2 pareggi contro 2 squadre insomma, che non sono ai vertici della classifica, anzi bisogna fare punti contro la squadra dell'ex Gotti. Sì, diciamo che quest'anno l'Udinese ci sta facendo vedere delle belle partite e un attimo di flessione ci sta, ma oggi ci aspettiamo un piccolo sgambetto al nostro ex allenatore. Senti, cosa dici? Proviamo a fare un pronostico, te la senti? Sì, 3-1. Chi segna? Beto, doppietta di Beto e un gol di De Lufeu. Anche se potrebbe partire dalla panchina, Beto? Sì, probabilmente sì, potrebbe essere che parta dalla panchina, ma francamente dopo questi 5 pareggi in 6 partite con tante occasioni perse credo sia arrivato il momento di svoltare nuovamente. Secondo me la Spezia è una trasferta che ci può permettere di riprendere i 3 punti. Dalla Tisana con che aspettative oggi? Di fare sicuramente una buona partita e di riuscire a tornare a casa con i 3 punti. Non sei preoccupato per l'andamento della squadra? Ci sta, come diceva Sabrina, un po' di flessione, però adesso è il momento giusto per ritornare a vincere, la partita giusta, seppure complicata, però abbiamo la possibilità di portarli a casa questi 3 punti. Ecco. 3 punti oggi e poi si continua a sognare l'Europa? L'Europa è dura, però piano piano, se rimaniamo in quelle posizioni di classifica da marzo in poi, allora lì si potrà sognare, ecco, di ritornare come ai vecchi tempi. Nuove leve in trasferta a rappresentare l'Udinese Club Friuli, che aspettative oggi? Oggi è una partita importante, bisogna vincere per andare su in classifica. Ma questa squadra convince quanto? Nelle ultime ha convinto ben poco e bisogna ritornare ai 3 punti oggi. Secondo te chi può essere l'uomo fondamentale in questa partita? Success. Renata sempre fiduciosa, anche oggi alla Spezia, a sostenere la squadra perché ce n'è bisogno tornare alla vittoria. Sì, bisognerebbe tornare alla vittoria perché abbiamo perso un po' di terreno. Dopo ti dirò che la squadra, come era partita, era impensabile che potesse continuare fino in fondo. Anche il tempo caldo, le partite, cioè ce l'hanno messa tanto tutta. Prima o dopo le pile si scaricano anche a noi, figuriamoci a loro che corrono tutto il giorno lì in campo. Altra cosa che io ho sempre detto, le squadre che tu credi le più semplici con cui confrontarsi sono in effetti le più rognose, vuoi perché non giocano, vuoi perché interrompono il gioco, vuoi perché è probabile che ci abbiano anche ben studiato ormai. Intanto i tifosi fanno la loro parte sicuramente, tutti pronti a tifare in vista di questo anticipo di martedì alle 18 Spezia Udinese. Grazie Monica, una buona partita, ce la racconterai, ricordiamo di nuovo l'appuntamento questa sera con Poltronissima a partire dalle 18 per seguire assieme il match tra Spezia e Udinese. È davvero tutto, grazie per l'attenzione, a voi la linea termina qui, ci rivedremo nei prossimi appuntamenti informativi.